provocazione, c'è stato un periodo in cui il Veneto portava al centro tantissimo, no? Il periodo del doroteismo, il periodo di rumore, di disagio, di piccoli, di socialisti, di De Michelis. Ecco, chiedo, non è che non siete abbastanza rappresentati a Roma, non siete rappresentati in un modo efficace? Siamo rappresentati male. Siamo rappresentati male perché, vedi, in quei tempi non è che i dirigenti allora erano della Democrazia Cristiana, facevano i ministri, in fondo si occupassero prioritariamente del Veneto. Non era così. Rumor si è occupato abbastanza poco della sua città, del Veneto. Sì, hanno avuto delle intuizioni, pensiamo a quell'autostrada che deve ancora essere compiuta, no? Quella che doveva unire Rovigo a Vicenza, a Trento. Avevano delle intuizioni, non è che si occupassero molto, rappresentavano bene il Veneto. Ha ragione quando Flavio prima ha detto oggi si dà di noi una rappresentanza a livello nazionale e non solo, che è sbagliata. Sembra che siamo un popolo di egoisti, di chi i quattrini se li vuol tenere, che non è proprio così. Non è così nel modo più assoluto. Questo è il popolo delle grandi generosità, è il popolo dei missionari, è il popolo di chi nelle organizzazioni non governative sta nei paesi più poveri, è il popolo che si dà da fare quando succede una disgrazia nel paese. Sa quanti SMS e quante mail ho ricevuto io dai luoghi terremotati dell'Aquila, tanto per dire, non solo, dove ricordavano la generosità dei vicentini. Ecco, però, siamo mal rappresentati. Però è anche un popolo, quello veneto, che soffre di molte divisioni. No? Si dice che il Veneto ha i campanili, che si fa fatica a fare squadra. Ecco, voglio dire, magari anche questa, diciamo, questo individualismo che è, diciamo, una caratteristica dell'India veneta non favorisce spesso una rappresentanza efficace, credo. Ma guardi, quando ad esempio i sindaci si trovano, non è vero che non raggiungono delle sintesi sui grandi temi, ad esempio della raccolta, dello smaltimento dei rifiuti. È che poi quando i sindaci si trovano e raggiungono delle sintesi, non manca quasi sempre chi le coglie e le trasforma in atti legislativi, in atti di indirizzo. E qua è un problema di governo che il Veneto soffre da diverso tempo. Questa è la mia analisi. Volevo chiedere al signor Donato, tanto chiedo scusa alla signora che ho chiamato signora Virgili, che mi comunicano ora che non c'è la signora Negri, quindi mi spiace di questo scambio di persone. No, signor Donato, l'asse PDL Lega funziona apparentemente molto bene a livello nazionale, il Veneto è un disastro, no? Non passa giorni in cui non arriva un comunicato di Zaia e poi Galan da Roma ne fa un altro. Allora, come dire, sono divisi, diciamo il PDL è in fase di totale disgregazione, non c'è quell'asse con la Lega che altrove funziona. Uno si chiede, ma se non vincete ora, quando? No, è un pochettino più complessa la cosa e il no, punto è veramente provo a dire come la penso, ed è una questione molto importante. Abbiamo uno schieramento di centrodestra che gioca tutte le parti in commento, per cui sono maggioranza e opposizione, fanno tutte le parti, e questo è un problema, perché il gioco tra Galan e Zaia in parte dà l'idea di una divisione e a volte porta a una paralisi, ma spesso dà l'idea della completezza del panorama delle posizioni e non si avverte la proposta, l'iniziativa
del Partito Democratico. Noi Quindi, dobbiamo Sindaco, porci- soltanto una battuta, sì. poi lascio andare avanti. Se fanno tutte le parti commedie sono molto bravi, però. Io mi ricordo, Stavo arrivando stavo alla parte pensando del alla vecchia Democrazia Cristiana che faceva tutte le parti commedie e ha governato per tanti anni facendo tutte le parti in commedia. Dire fare le parti in commedia vuol dire in realtà almeno, diciamo, solamente riuscire a trovare, come dire, una sintesi da identità e da posizioni differenti. Infatti stavo arrivando a questo punto. Noi dobbiamo in qualche modo uscire da questo meccanismo per cui ci sono continuamente strumenti di distrazione. A questo gioco partecipa anche la grande stampa nazionale, che spostano il tema su cui dobbiamo restare dai grandi interessi della gente, farò un esempio fra un attimo, a questioni che sono meno significative ma danno l'idea appunto che non ci sono spazi per una grande forza di opposizione come il Partito Democratico. Facciamo un esempio. Il grande movimento studentesco che è in atto in questo momento. Chi lo ha deciso? Come è partito? Come ha preso piede e sta prendendo piede nel Paese? Non è certo il risultato di una scelta fatta a tavolino, sono interessi di grandi masse giovanili, di docenti, di ricercatori, dentro ci saranno anche aspetti corporativi, per carità, me ne rendo conto, che si stanno manifestando e si stanno esprimendo. Se restavamo al copione trasmesso dalle TV, letto nei grandi quotidiani nazionali, questa cosa non doveva esserci perché si doveva parlare d'altro. Da noi si parla sempre d'altro. C'è la sciagura dell'alluvione, il Presidente della Regione dice ci tratteniamo l'IRPEF. Non si può fare perché l'IRPEF non va in regione, quindi non ci sarà mai un momento in cui lui la può trattenere. Semmai i cittadini non pagano l'IRPEF, giusto? Le aziende non pagano l'IRPEF. Ma questo diventa il tema. Allora, uno degli enormi problemi che abbiamo, che dobbiamo superare, poi dirò secondo me qual è uno dei percorsi, è questo di riuscire a ristabilire quali sono le questioni su cui siamo impegnati noi, uscendo dal giochetto Galanzaia nel Veneto, Lega, Popolo delle Libertà, scontri che ci sono e che impediscono di far emergere le grandi questioni. Il lavoro, l'integrazione come strumento per garantire la sicurezza, le grandi questioni delle prospettive dei giovani, della ricerca nel nostro Paese, come i nostri produttori riescono a conquistare i mercati, devono tornare ad essere oggetto di una grande discussione di massa. Non possiamo discutere soltanto di Ruby e delle questioni sulle quali siamo continuamente trasportati. Altrimenti... anche se Ruby era troppo affascinante. Sì, certo. No, che chiama e dice ma se imponiamo noi temi, poi ci sta anche il gossip intorno, ma è a servizio dei temi che abbiamo imposto noi. Se invece è il gossip che si afferma, i grandi temi spariscono. Ecco. A proposito di imporre i temi, sembra che lei giustamente abbia toccato una questione